Con un debutto della Sardegna con la giornata delle Domus Deianas e delle misteriose fate preistoriche, è iniziata a Firenze la 10ª esperienza isolana a Turisma, evento ideato e coordinato da Piero Prunetti, direttore di Archeologia Viva. Lo stand della nostra regione è passaggio obbligato e di massima visibilità dell'Esposizione internazionale del turismo culturale. La Sardegna è presente con la Fondazione Montebrama con le meraviglie del Sinis, l'Unione dei Comuni della Tregenta con il progetto pluriennale Experience Tour, la rete dei 20 musei che hanno aderito al circuito Smart Siti Archeologici in rete col territorio, l'Associazione Culturale Archeofoto Sardegna e la casa editrice Carlo Delfino, organizzatrice e curatrice degli allestimenti in collaborazione con l'Assessorato regionale del turismo. Un'isola protagonista con pozzi sacri, tombe dei giganti, testimonianze di una vita ed abitato rurale plurimillenario, nel quale anche la proposta di buon cibo attrae le aspettative dei viaggiatori esperienziali più esigenti che così tanto hanno gradito le proposte progettuali del progetto Experience Tour. Turisma, con il suo percorso culturale profondamente legato all'archeologia, alimenta la fantasia di curiosi e storici, di appassionati di ogni età, di lettori e viaggiatori sempre più attenti ai temi legati agli studi e alle scoperte dei mondi antichi. Cepito queste esigenze ed hanno lavorato per soddisfarla, possono vantare concreti successi che stimolano il proseguo di visioni di indirizzo che siano rispondenti alle aspettative dei mercati e alle reali capacità di accoglienza e fornitura di servizi dei territori.